Da amministratrice mi rendo sempre più conto che c'è una carenza di provvedimenti rispetto al tema degli animali d'affezione, perché normalmente il legislatore forse pensa un pochino di più alla persona. Parlo del legislatore regionale, ma volendo anche di enti sovraordinati. Ecco che un evento come quello di oggi ci aiuta sicuramente a sensibilizzare una platea più ampia sul tema, ma anche forse a porre un pochino di più il riflettore sul fatto che si deve snellire da una parte la burocrazia e dall'altra pensare un pochino di più al benessere animale anche sotto forma di iniziative legislative da creare e in un certo senso anche da modificare. Io oggi voglio davvero ringraziare la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la sezione di Rovigo, anche l'associazione Qua la Zampa che ha voluto essere con noi, perché gli animali d'affezione comunque sono tanti, vanno considerati tutti, e vorrei ringraziare di cuore davvero i volontari che ogni giorno dedicano quello che di più abbiamo di importante, cioè il tempo a chi ha bisogno. Per cui grazie ancora per questa opportunità e speriamo che sia soltanto l'inizio di un lavoro che possa proseguire nel tempo. Quando le persone decidono di voler adottare un cane, scelgono, pensano che sia il momento per adottare un cane, di valutare insieme a tutta la famiglia, perché se una dei componenti della famiglia magari pensa di non essere pronto e il resto della famiglia sì, ci deve essere una collaborazione. Noi lo diciamo sempre, che se succede un imprevisto nel percorso della vita, la famiglia deve essere di sostegno. Quindi che sia anche una singola persona il nucleo familiare, come una famiglia composta da più persone, noi consigliamo poi sempre di valutare anche un supporto tra amici, familiari stretti, perché come abbiamo detto anche prima, le scelte di portare un cane in canile è proprio perché nella famiglia non c'è magari anche una collaborazione, perché ripeto può essere anche una singola persona che adotta un cane, però la consapevolezza che se c'è bisogno poi di un supporto ci siano anche degli aiuti. Quindi ecco, la consapevolezza è di porsi quelle domande che noi quando facciamo un questionario, le cose belle le sappiamo quali sono e sono reali tutte, però diciamo anche che c'è una parte che è un impegno, per cui il fatto di avere un cane non significa lo lascio in giardino perché tanto c'è il giardino grande. Noi diciamo sempre il giardino può essere il più grande, il più bello del mondo, ma senza di te il cane non lo vede come un bel giardino, ha bisogno di te, è un animale sociale. Quindi ecco, ci devono essere delle volte anche le difficoltà, noi vediamo che possono esserci nella vita le difficoltà, cerchiamo di aiutare la famiglia dialogando insieme a capire come trovare la soluzione, perché ok c'è il problema, insieme si trova una soluzione, quindi con noi quando facciamo i questionari si cerca un po' di dialogare su quello che possono essere le varie cose che possono succedere nella vita. Poi l'imprevisto non lo possiamo sapere e prevedere, però la consapevolezza di valutare bene prima di adottare, ecco, con un dialogo. Le principali responsabilità da parte del proprietario o del detentore di un cane sono di tipo amministrativo, civile o penale e a seconda del fatto concreto possono concorrere anche tutte e tre. Ovviamente la prima è una custodia efficace del cane a tutela non solo dell'animale ma anche dei terzi, garantendo ovviamente allo stesso tempo il benessere degli animali. Un esempio per esempio può essere una recinzione che non permetta da parte di terzi l'inserimento delle mani all'interno, perché è vero che il cane è dentro la recinzione, però è buona norma porsi quantomeno il problema riguardo alla possibilità che qualcuno passando, anche un bambino per esempio, possa inserire la mano. Oppure un altro è avere uno strumento idoneo come una pettorina magari antifuga da far indossare al cane al posto del collare, perché in un momento di particolare stress o agitazione il cane si potrebbe sfilare, si potrebbe spettorinare da una pettorina normale, mentre con uno strumento più contenitivo sicuramente ecco, la fuga è più difficile. Ovvio che un cane in fuga potrebbe causare la caduta di qualcuno in bicicletta, mordere un altro animale o qualche persona, insomma diciamo che è il caso di essere il più previdenti e ecco, organizzati possibile per contenere il cane per la sua sicurezza e per quella degli altri. Gli aspiranti proprietari di un cane per un'adozione responsabile e consapevole, cosa devono sapere, cosa devono fare?
Allora, innanzitutto devono farsi una domanda, e cioè se sono pronti ad accogliere un nuovo membro della famiglia, perché di fatto il cane diventerà un membro della famiglia. Per cui successivamente chiedersi anche se si ha tempo necessario da dedicare ad un altro essere vivente, perché il cane, per quanto possa avere diciamo delle motivazioni diverse, tra cui per esempio anche delle passeggiate non molto lunghe, perché magari piuttosto che un cane con una motivazione perlustrativa si va a prendere un cane un po' più abituato ad essere attaccato alla famiglia e quindi un cane un po' più diciamo sedentario, comunque ha bisogno di uscire anche il cane più sedentario, quindi bisogna avere del tempo da dedicare al cane. Poi ci sono dei cani che hanno bisogno di particolare attività cognitiva e diciamo queste sono la base, è la base per tutti i cani. Poi a seconda del tipo di cane chiaramente ci sono dei tempi diversi, quindi ci sono cani che richiedono più tempo rispetto ad altri, quindi il tempo, poi farsi aiutare da qualche professionista, un professionista serio, quindi un professionista che comunque abbia esperienza sia presso il canile piuttosto che da un allevatore serio certificato, appoggiarsi a queste persone proprio per vedere se è il caso effettivamente di scegliere quel cane.